Posticipo domenicale in A2 Elite con due squadre che si giocano punti pesanti in ottica playoff. Dal Pala Panzini di Giovinazzo, una buonasera da Gianluca Valente. Di Fonso prova la penetrazione verso Fanfulla, non riesce, grande giocata di Corallo, poi forse tocco con un braccio, tutto regolare, si apre per Fuschi, ancora Fuschi, tocco morbido, ma c'è Divanei a portiere battuto a salvare. Pressione di Trovato, poi torna sui suoi passi, filtrante per Palumbo, si gira Palumbo, diagonale al lato, Di Capua carica il destro, nessun problema per Di Proietto che poi prova a beffare il collega, pallone alto, non di molto ma alto comunque. Divanei dalla distanza, buca Di Proietto e sblocca il risultato. 12 minuti 54 secondi, Giovinazzo avanti 1-0. Bene Trovato nella copertura su Di Benedetto, recupera la palla a Piscitelli con l'esterno per Di Benedetto, ottimo pallone, serie di finte, Di Benedetto, palla in mezzo per Di Fonso che non spinge con forza il pallone, Di Proietto torna tra i palle e la recupera. Corallo, si torna indietro, lo spazio, palla in mezzo con il corpo di Capua, evita che il pallone vada dalle parti di Trovato. Cutrignelli cerca e trova Fanfulla, si gira, strozza troppo il tentativo, pallone al lato. Piccioni, ancora Gonzales, sbaglia tutto, Di Fonso, palla per Menini, Menini, Palumbo, Palumbo, senza portiere, la mette al lato. Cutrignelli per Divanei, palla in buca d'angolo per Divanei, doppietta personale e 2-0 defender Giovinazzo. Gonzales prova l'incursione, Alex Gonzales, e a portiere battuto da 0 metri Corallo non la mette dentro. Che occasione per Corallo che adesso riparte palla al piede per i Canicati, serve Trovato con il petto in uscita alta di Capua. Laurenzana, Messina di prima intenzione dentro e c'è la rete di Trovato per il 2-1 del Canicati a 11:38 dalla fine. Messina, palla in mezzo, l'allontana Cutrignelli, Gonzales, Trovato direttamente a fondo campo, parte Cutrignelli, Di Capua prova a servirlo, si aggancia con Gonzales, tutto regolare, contropiede, un 3 contro 2, Trovato apertura per Messina, splendida risposta di Capua in calcio d'angolo. Trovato gestisce il pallone, chiede a Corallo di andare tra le linee, eccolo servito. Corallo, palla per Trovato, poi a portiere battuto Laurenzana, si divora il 2-2. Gonzales prova l'incursione, l'imbucata per Trovato, c'è spazio, Piccioni, il tentativo alla rete, Joachim Piccioni, beffa Di Capua e fa 2-2. Rischia l'infrazione Corallo, possesso regalato al Giovinazzo, Di Capua in avanti, si agganciano Gonzales e Menini, tutto regolare secondo i direttori di gara. Laurenzana in profondità tra le braccia di Capua, ci sono ancora 37 secondi da giocare, il tentativo di Menini miracoloso, Di Proietto, pallone già giocato, Cutrignelli si aggancia con Corallo, ancora 13 secondi, c'è spazio per Di Fonso, apertura, capisce tutto Gonzales, recupera Menini, Cutrignelli e poi Urso, il fallo laterale e probabilmente si spengono qui le speranze del Giovinazzo, perché Di Proietto allunga, Divanei aggancia, ma non c'è più tempo al Pala Panzini. L'atteso big match tra defender Giovinazzo e Atletico Canicati termina in parità 2-2.